Twaqfux dan il-vjaġġ straordinarju li bdejtu, it-triq il-qoddim hija mill-isbaħ, ksibtu ħafna, tiqfux. Kien dan l-appell tal-ex Prim Ministru mexxej tal-Partit Demokratiku Taljan Matteo Renzi li indirizza l-eluf fuq il-fosos tal-Furjana. Renzi li l-Prim Ministru jafu sew mal-medja tal-Kunsill Ewropew kien jaf tajjeb ferm dwar xiex qed jitkellem. Sostna li kellu raġunijiet biżżejjed għalfejn ħass li semma leħnu f'din l-elezzjoni ġenerali, il-ħbiberija impeccabbli li għandu mal-Prim Ministru Joseph Muscat, ir-riżultati ekonomiċi li kiseb pajjiżna kienu fost ir-raġunijiet ewlenin għax is-suċċess fil-politika u li tajn liż-żgħir. In politica valgono tante regole. Vale l'attenzione ai risultati importanti. È importante stare attenti agli ultimi, dare una mano. È giusto fare tante cose per i più giovani, per gli anziani. Ma c'è un valore grande nella politica, che è la lealtà e l'amicizia. E per me Joseph è stato un grande amico, sarà un grande amico e aiuterà Malta a entrare nel futuro. Qal li b'Joseph Muscat Prim Ministru Malta għandha vuċi akbar mid-daqs tal-pajjiż. Ma insieme a lui in questi anni al Consiglio europeo e nell'azione del Partito Socialista Europeo abbiamo cercato di dire una cosa grande, che si può fare politica costruendo risultati veri e Joseph è stato più bravo di me. Crescita più 6% a Malta, disoccupazione più bassa d'Europa e soprattutto un messaggio: noi saremo in grado di costruire per i nostri figli un luogo di speranza, di pace e di benessere. Kien fid-dawl ta' din ir-realtà li Matteo Renzi għamel appell ċar għal eluf miġbura fuq il-fosos tal-Furjana. Io non riesco a vedere la fine di questa meravigliosa piazza, ma è più importante che nessuno di voi veda la fine di questa esperienza. Continuate, non cambiate direzione, andate avanti. Voi siete il futuro di Malta. Non permettete a chi vuole bloccarvi di fermare questa grande, straordinaria stagione. Amiche e amici di Malta, ho un grande privilegio. Can I introduce the next Prime Minister of Malta, Joseph Muscat?